Corrono per amore, per superare il dolore, per dare l'esempio e per tenere sempre accesa la fiamma della speranza, e corrono anche per raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore al seno. La maglietta rosa Shocking è la loro divisa, ma è anche un'armatura che le trasforma da pazienti sottoposte a un percorso di cura del tumore al seno in infaticabili maratonete, e dovunque vadano sono accolte per questo con un grande abbraccio del pubblico. Le donne del progetto Run for Yov di Rila Onlus hanno tagliato diversi traguardi una volta che sono ricomparse le competizioni dopo il Covid, correndo la maratona di Parigi ma anche la mezza maratona di Padova. I risultati sono al collo di ognuna di loro sotto forma di medaglie, ma sono anche appuntati sul cuore, perché ogni esperienza insieme per questo gruppo, che è composto di 30 donne, ma anche caso unico in Italia, da medici che le curano e da personale sanitario dello IOV, è anche un viaggio di amicizia e solidarietà. Non ultimo e non facile, anche il traguardo della raccolta fondi ha dato a tutte una grande soddisfazione, perché sono riuscite con grande impegno a raccogliere e a donare alla Breast Unit dell'Istituto Oncologico Veneto un assegnone di 64.000 euro, soldi necessari per continuare a combattere una battaglia che ormai è sempre più vincente e vincibile. Il tumore al seno certo fa ancora paura, ma le armi per combatterlo sono sempre più efficaci e la prevenzione interviene oggi anche molto prima che il tumore si possa sviluppare. Significa avere squadra, e squadra è il valore aggiunto per qualunque istituzione, per qualunque azienda, per qualunque famiglia. Fare squadra vuol dire avere obiettivi comuni, vuol dire lavorare tutti per dare, ricevere e ottenere il meglio. E quando un'istituzione deputata alla ricerca, alla cura, all'assistenza dei pazienti lo può fare con i pazienti, penso che sia non solo un grande obiettivo raggiunto, ma anche un valore aggiunto per i percorsi di cura che noi dobbiamo andare a garantire. Sempre in pista, perché in fondo la ricerca non si deve fermare, la prevenzione non si deve fermare e il nostro messaggio deve continuare e arrivare forte e chiaro, quindi non ci si può fermare adesso. Ecco, qui al collo avete tutte una medaglia meravigliosa, che cosa rappresenta? Allora, questa è la medaglia della maratona che abbiamo corso quest'anno, che è la maratona di Parigi. È stata una maratona trionfale, veramente, perché abbiamo tagliato il traguardo tutte assieme a mano ed è stata una cosa veramente da pelle d'oca. E penso che dia un messaggio veramente forte. La squadra, pazienti e medici insieme possono fare tanto. Io mi occupo di un settore un po' particolare in cui la prevenzione fa veramente la differenza. Ci occupiamo di tumori ereditari, quindi persone che sanno già di essere destinate ad ammalarsi, persone sane, sulle quali l'azione principale che dobbiamo fare è quello di convincere a fare un test genetico, e una volta che abbiamo l'informazione estendere l'informazione alla famiglia e mettere in sicurezza tutte le persone sane della famiglia che potrebbero essere destinate ad ammalarsi, e cercare in tutti i modi che queste persone non abbiano un percorso oncologico. Questo obiettivo è un obiettivo realizzabile ad oggi, perché abbiamo dei mezzi anche attraverso i test genetici molto complessi per poterlo fare, ed è un diritto di chi ha veramente le condizioni, le caratteristiche, poter fare questo percorso.